un'operazione complessa. La minorenne ha fornito uno spaccato di una sorta di organizzazione a cellule tra di loro, in rapporto, per facilitare l'ingresso in territorio di paesi esteri di questi migranti che arrivavano in Italia. Una sorta di accoglienza anche di tipo logistico che portava questi migranti dai territori di appartenenza a giungere nei territori prescelti, e per questo si rivolgevano a questa struttura composta da africani subsahariani, come i migranti che hanno fatto parte di questi accertamenti e sono stati individuati come soggetti appunto trattati da questa organizzazione, con il pagamento di somme di denaro in relazione alla prestazione di questa organizzazione. Quanto costava il viaggio? Guardi, un pacchetto completo dal luogo di provenienza, passando per i centri di raccolta in Africa, che ne sono in Libia, e poi in Italia nelle diverse fasi, andava superava i 1.000 euro, 1.200 euro il massimo, quindi non una grande somma. C'erano però dei contributi in relazione al tipo di intervento. Se un migrante doveva transitare dal nord Italia, dove già era arrivato, alla Francia per esempio, il prezzo della prestazione era molto inferiore, dai 200 euro in su. Si passava in qualunque mezzo. La squadra mobile di Catania ha accertato che le modalità di transito, intanto parliamo della cosiddetta rotta del Mediterraneo centrale, quella che dall'Africa subsahariana arriva sostanzialmente al Nord Africa. Si passa praticamente in territorio italiano, dai centri di accoglienza italiani i migranti venivano trasportati soprattutto per la Francia, e questo avveniva o con i valichi, transitando per i valichi terreni, oppure attraverso autovetture, o ancora attraverso l'uso di treni, e attraverso, quando si usavano i treni, anche il ricorso a treni merci. Quindi un'organizzazione assolutamente perfetta. Secondo lei quante persone sono riuscite a trasportare in tutto questo, nel loro arco di tempo? Guardi, il numero è di centinaia di persone. Dobbiamo dire che sono stati contestati dalla Procura della Repubblica di Catania 70 capi di imputazione, e all'interno di questi 70 capi di imputazione sono state identificate almeno oltre un centinaio di migranti con un centinaio di posizioni, e devo dire che nel corso di questi viaggi, questi poveri migranti che si affidavano a questa organizzazione venivano anche sfruttati da un punto di vista sessuale, perché sono state verificate delle situazioni di sfruttamento sessuale da parte di questi spietati trafficanti di uomini. Il dato è che si tratta di un reato transnazionale, quindi una parte del reato viene commessa all'estero, viene contestata anche in questo caso l'aggravante della transnazionalità, e quindi c'è uno spaccato che riguarda anche presenze all'estero di questi soggetti. Quindi la catena italiana era comunque in qualche modo in collegamento con cellule e soggetti che assistevano nel territorio di arrivo di questi migranti all'estero, questi soggetti qua. C'è da dire che abbiamo riscontrato in alcune situazioni anche una conflittualità all'interno dei gruppi che erano coinvolti in queste attività, e questa conflittualità ha portato anche a eventi gravi con fatti omicidiari. Quindi un'organizzazione che si è sostituita in tutto e per tutto all'accoglienza, ma in maniera illecita, e lo ha fatto anche da un punto di vista logistico, assicurando con diversi tentativi l'arrivo del migrante all'estero. Cioè, se per qualche situazione questi migranti non riuscivano a passare il confine quando questo era accertato, stabilito, si riprovava fino a quando questa cosa non avveniva. Abbiamo visto situazioni, in alcuni casi addirittura 5 tentativi, per cui questi soggetti respinti al confine, per esempio con la Francia, ma anche in Spagna, credo in un caso anche con la Germania, sono riusciti a passare per l'ennesima volta, venendo garantiti in questo da chi li ha supportati.